Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Dopo la conferma dell'obbligo di dimora per il presidente Oliverio, il governo della regione vive un momento di grande difficoltà. Le riunioni di giunta presiedute dal vice Rossi. C'è il rischio rallentamento delle iniziative politiche? Finisce bene la vicenda giudiziaria Calabria Verde per il presidente della provincia di Cosenza Franco Iacucci, che ai nostri microfoni dice «Sono sempre stato sereno e rispettoso della magistratura». Conferenza stampa di fine anno per il sindaco di Rende che parla dei progetti per la città che amministra e per l'area urbana. Poi lancia l'allarme sui rifiuti. I comuni non possono sostituirsi alla regione. Si rischia la crisi del sistema. Il Tribunale delle Libertà ha revocato l'ordinanza dell'obbligo di dimora per l'ex sindaco di Pedace Marco Oliverio, finito nell'inchiesta Lande Desolate con l'accusa di abuso d'ufficio. Approvato il piano operativo triennale per il Porto Gioia Tauro per la pianificazione infrastrutturale delle attività lavorative. Vi raccontiamo la storia di Rita, medico dei migranti, che sposerà Abdullah, mediatore culturale, la cerimonia con doppio rito cristiano e musulmano, la prima volta nel Cosentino. La fortunata commedia del duo Mazzocchi-Sarcinelli al Teatro Sibaris di Castrovillari nell'ambito della fortunata rassegna Prima Fila. Il Crotone torna nelle mani dell'ex Stroppa, il tecnico si riprende la sua squadra dopo la parentesi disastrosa di Oddo. Ai ragazzi, ha detto incontrando i giornalisti, ho chiesto di onorare questa maglia. Buonasera dalla redazione TG10, dunque la prima pagina aspetta alla vicenda che riguarda il Presidente della Regione Mario Oliverio dopo la conferma dell'obbligo di dimora. La difesa del governatore annuncia il ricorso in Cassazione, intanto ci serviranno 45 giorni per conoscere le motivazioni della sentenza. Nel frattempo a presiedere la Giunta sarà il vice Rossi, anche se pare si stia studiando la possibilità di tenere le riunioni di Giunta a San Giovanni in Fiore. Vediamo. Dopo la conferma dell'obbligo di dimora per Oliverio, il legale del governatore, l'avvocato Enzo Belvedere, annuncia il ricorso in Cassazione. Il Tribunale del riesame, che ha rigettato l'istanza di revoca della misura cautelare, entro 45 giorni depositerà le sue motivazioni. Da quel momento in poi Oliverio avrà 10 giorni di tempo per presentare ricorso alla Suprema Corte, atto che, come dicevamo, sarà fatto dalla difesa. Ma in attesa della pronuncia della Cassazione, cosa accadrà? In questo periodo Oliverio non potrà lasciare il comune di residenza, ossia San Giovanni in Fiore, e per diversi mesi la cittadella rischia di rimanere senza il suo presidente. Allora, come far andare avanti la legislatura senza troppi scossoni? Certo che una regione complessa come la Calabria dovrà essere in qualche modo governata. Le opposizioni vanno giù duro. I 5 Stelle chiedono le dimissioni, sulla stessa lunghezza d'onda il centrodestra, mentre nel centrosinistra c'è silenzio. Oliverio però non ha nessuna intenzione di fare un passo indietro e così nel frattempo a presiedere la Giunta sarà il vice Rossi, anche se pare si stia studiando la possibilità di tenere le riunioni di Giunta a San Giovanni in Fiore. Il governatore, malgrado l'obbligo di dimora, è ancora nel pieno delle sue funzioni. Allora, in attesa degli sviluppi dell'inchiesta Lande Desolate, si pensa a delle soluzioni che possano bypassare la misura restrittiva a cui Oliverio è sottoposto. Incertezze e inquietudini. La Calabria è così. Non c'è pace per questa terra, sempre pericolosamente in bilico. Le ultime vicende lo testimoniano. Il governatore è a casa, costretto a dimorare a San Giovanni in Fiore. Il governo della regione però è a Catanzaro, senza l'uomo guida, senza nessun rappresentante del popolo, visto che chi siede tra i banchi della giunta è stato scelto e nominato dal presidente. Certo faranno il possibile per mantenere gli impegni assunti dal governatore, ma non è la stessa cosa. Una cosa è esserci, un'altra è delegare. Magari seguiranno gli input e su questo non v'è dubbio, ma le questioni più urgenti, che richiedono risposte immediate, chi si assume la responsabilità di prenderle? È un bel pasticcio per una regione dove le emergenze non mancano e le decisioni vanno assunte ad horas. È un film già visto, certo, la trama è diversa ma il risultato è uguale. Fino a quando sarà possibile far finta di nulla? Le opposizioni fanno il loro gioco, pressano, anche se non in maniera forte e decisa. E la maggioranza? Dopo una prima reazione tace, c'è un silenzio che non aiuta, anzi genera sconcerto tra i cittadini che l'hanno votata. Il rispetto che si deve alla magistratura è giusto ed è sacrosanto, così come l'attenzione che si deve ai problemi della gente. Adesso ci saranno 3 giorni di pausa, magari di riflessione, per le festività di fine anno. Ma poi, da giorno 2 in poi, che cosa accadrà? Vedremo.
Vicenda giudiziaria ancora in fieri, si è chiusa invece, almeno per il presidente della provincia Iacucci, si è chiusa bene la vicenda giudiziaria che aveva coinvolto Calabria Verde. Il presidente della provincia ai nostri microfoni dice: sono sempre stato sereno e rispettoso della magistratura. Sabba Baldino, sentiamo. Assolto con formula piena per non aver commesso il fatto nell'ambito dell'inchiesta Calabria Verde il presidente della provincia di Cosenza, Franco Iacucci, che ai nostri microfoni spiega perché ha scelto il rito abbreviato. Dall'inizio io mi sono battuto perché si svolgesse con rapidità il processo che mi riguardava e di questo devo ringraziare la Presidente, il GUP, il giudice per l'udienza preliminare del processo ciriaco, di aver veramente accolto questa richiesta e di aver velocizzato il più possibile il dibattimento e il processo. Io ero tranquillo perché ero sicuro del mio comportamento, che è stato sempre un comportamento lineare e tranquillo, e quindi ho preteso di essere giudicato e devo ringraziare i giudici. Io ho preso atto anche del comportamento del pubblico ministero che ha svolto il suo dovere e io ho preteso da cittadino che si facesse il processo con rapidità e quindi sono contento del verdetto perché è un verdetto chiaro che mette una pietra sopra a questa vicenda, che è stata una vicenda veramente allucinante. Il giudice per le udienze preliminari del Tribunale di Catanzaro ha stabilito inoltre il non luogo a procedere per l'ex assessore regionale Michele Trematerra, per il presidente della regione Mario Oliverio. Rinviati a giudizio il sindaco di Acquaro Giuseppe Barillaro e l'ex direttore generale dell'ente forestale Paolo Furgiuele. Il processo inizierà a marzo. Al centro dell'inchiesta il trasferimento del sindaco di Acquaro all'ente in-house della regione. Diversi punti all'ordine del giorno della conferenza stampa di fine anno del sindaco di Rende, Marcello Manna. Si è parlato naturalmente di progetti, di opere già realizzate e della volontà politica di ricandidarsi, ma anche di un allarme, l'allarme rifiuti. Nonostante le altissime percentuali di raccolta differenziata a Rende, ma anche nell'area urbana, si rischia una nuova crisi perché le disposizioni tornano dalla regione ai comuni. Sentiamo. Non ha smentito una sua ricandidatura Marcello Manna, sindaco di Rende, nel corso della tradizionale conferenza di fine anno. Manna ha fatto importanti annunci che riguardano le opere che sorgeranno sul territorio, a cominciare dall'ospedale privato, che sarà un centro d'eccellenza, e poi ci sono l'Università della Terza Età e un protocollo con l'ASP per il Palazzo della Salute. Ci sono tanti cantieri che verranno riaperti, si inaugurerà il nuovo centro Lanzino, Roberta Lanzino, che è stato oggetto di intervento, si inaugurerà la sede della protezione civile, la biblioteca, la nuova sede della biblioteca sempre a Piazza Matteotti. Risolta anche la trentennale vicenda del CUD, di proprietà dell'università ma su terreno comunale. Adesso l'Unical patrimonializza la struttura e il comune di Rende fa anche cassa, che serve ad uscire dal predissesto. Rende aumenta anche i suoi abitanti, 1000 in più negli ultimi 5 anni, dato in controtendenza con il resto della regione. È motivo di soddisfazione perché significa che sì, c'è crisi, tutto quello che vogliamo, però i segnali sono positivi e bisogna sempre cogliere segnali positivi per progettare e andare oltre. Manna ha anche messo dei paletti sulla realizzazione della metro tranvia dell'area urbana. Dobbiamo avere certezza su inizio e termine lavori, su possibilità di eventuali modifiche di percorsi, altrimenti bisognerà intervenire con la Commissione europea e valutare se ci sono le condizioni per rimodulare il progetto. Intanto il trasporto locale sarà rivoluzionato grazie ad un accordo con Cosenza e Castrolibero. L'idea di mettere in comune i servizi serve anche ad avvicinare il progetto della città unica. A Rende ci si fregia anche di un altro successo, quello della raccolta differenziata, che si attesta al 72%. Siamo la prima città sopra i 30.000 abitanti che ha questa percentuale. Ma Manna, presidente dell'ATO Cosenza Rifiuti, ha anche lanciato un allarme. Tra qualche
giorno tutta la Calabria potrebbe vivere una vera emergenza rifiuti. Il servizio passa interamente ai comuni. I comuni non sono attrezzati ancora, è necessario che si trovi un contatto e un momento di riflessione anche politico per dire che forse per altri 6 mesi, per un altro anno, la Regione deve ancora mettersi a fianco ai comuni e supportarli in questo percorso. Parliamo invece del porto di Gioia Tauro, approvato il piano operativo triennale per la pianificazione infrastrutturale per le attività lavorative. Il Comitato Portuale, organo dell'autorità dello scalo di Gioia Tauro, all'unanimità ha approvato il piano operativo triennale 2019-2021 e il bilancio di previsione 2019, chiuso con un passivo di 4,3 milioni di euro totalmente coperto dall'avanzo presunto. Si è parlato della crisi internazionale che ha investito gli scali di puro trashshipment, ma allo stesso tempo si è continuata l'attività di pianificazione della diversificazione delle attuali attività lavorative. Al centro di tale strategia, si è detto nel corso del comitato, vi è la realizzazione del bacino di carenaggio, per il quale, dopo essere stata completata la prima fase di programmazione, si è proceduto alla definizione della relativa gara pubblica. Nel concludere i lavori del comitato portuale, il commissario straordinario Andrea Agostinelli ha salutato i presenti sottolineando come tutti gli obiettivi assegnati al momento del conferimento del suo incarico sono stati raggiunti. Infrastrutture, dragaggi, legalità e infine le procedure per l'acquisto del bacino di carenaggio. Adesso andiamo a Vibo per una esercitazione regionale della protezione civile, prove di soccorso in caso di calamità. Neanche le più tradizionali festività possono fermare l'impegno di chi opera nella protezione civile, ancor di più in questo periodo, durante il quale si stanno susseguendo motivi di emergenza come è accaduto pochi giorni fa nella vicina Catania. L'Associazione di Protezione Civile Augustus di Vibo Valentia ha così promosso una sessione formativa al fine di garantire ai propri volontari e agli enti il massimo della formazione standard più elevati di intervento, organizzando il tutto nell'area di Portosalvo con gruppi provenienti da tutta la regione. Non ci si ferma neanche durante le vacanze natalizie, anche perché poi fondamentalmente le cose accadono in qualunque momento e chi ha bisogno probabilmente ha più bisogno nei momenti proprio di festività o comunque di vacanza. Abbiamo organizzato questa giornata riunendo le nostre consorelle, associazioni consorelle o comunque invitando altre associazioni, e questa giornata formativa sostanzialmente ci darà la possibilità di esercitarci su alcune delle nostre attività predominanti in campo di protezione civile, fra le quali abbiamo l'utilizzo dell'idrovora, quindi le squadre, le varie associazioni si cimenteranno in esercitazione sull'utilizzo dell'idrovora, sui recuperi con tecniche speciali, quindi sul recupero in zone impervie, sul montaggio classico delle tende, ma per noi attività fondamentale soprattutto per l'assistenza alla popolazione, e poi abbiamo inserito anche un'attività un pochino più tecnica, che è quella del monitoraggio delle frane o comunque la rilevazione di eventuali movimenti di franosi in caso appunto di problematiche di dissesto idrogeologico. L'importanza, ritengo, in questo momento, soprattutto in questi frangenti, in queste occasioni, è quella di fare squadra e fare rete, perché poi quando si lavora assieme, quindi conoscerci prima è importante per ottenere poi il miglior risultato quando effettivamente accadono le cose. I nostri 100 secondi adesso. Inchiesta Lande Desolate, revocato l'obbligo di dimora per l'ex sindaco di Pedace Marco Oliverio, indagato nell'ambito dell'inchiesta della DDA di Catanzaro su appalti alla regione che sarebbero stati pilotati. Lo ha deciso il Tribunale del Riesame. L'accusa per Marco Oliverio è abuso d'ufficio. Estintori sui binari della tratta ferroviaria Cosenza Paola, individuati gli autori. Si tratta di 3 giovani che hanno tra i 13 e i 16 anni, una bravata che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi. L'episodio è avvenuto nelle scorse settimane. I minori avrebbero posizionato ben 14 estintori all'interno della galleria Santo Marco. Un convoglio di passaggio vi è impattato contro, riportando danni. I 3 sono indagati dal Tribunale dei minorenni di Catanzaro. Avrebbe danneggiato un motoveicolo e incendiato un garage di proprietà dell'ex moglie proprio nel giorno in cui il giudice del Tribunale di Reggio Calabria stava emettendo una condanna e una pena detentiva di 3 anni e 6 mesi di reclusione nei suoi confronti. Per questo un 42enne è finito in manette con l'accusa di atti persecutori e danneggiamento. Il provvedimento è stato eseguito dalla squadra mobile di Reggio.
Minaccia di lanciarsi da una scogliera un 24enne salvato dai vigili del fuoco è caduto a Saletti nel Catanzarese. Ad accorgersi di quanto stava accadendo un abitante della zona che ha udito le urla del ragazzo che si trovava su uno spuntone di roccia pronto a lanciarsi. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che dopo aver tranquillizzato il giovane si sono arrampicati lungo il costone e raggiunto il posto lo hanno convinto a desistere dal suo intento. Indagini in corso da parte della squadra mobile di Reggio Calabria dopo il ritrovamento di un mitra da guerra, 1300 munizioni di vario calibro e 3 giubbotti antiproiettili, materiale rinvenuto nel corso di un controllo ad Ardore Marina. Sul mitra verranno effettuati adesso accertamenti tecnici per stabilire se sia stato utilizzato in occasione di episodi delittuosi. Vi raccontiamo adesso la storia di Rita, medico dei migranti che sposerà Abdullah, mediatore culturale. La cerimonia con doppio rito cristiano e musulmano, la prima volta nel Cosentino. Salva Baldino, sentiamo. Signore Ciro, conosce il signore qui presente Najib? Sì, lo conosco. Il signore Najib è venuto per chiedere la mano di sua figlia per il suo figlio Abdul Basit. La famiglia di Abdul è arrivata dal Togo per chiedere la mano, sì, avete capito bene, chiedere la mano di Rita alla cerimonia di fidanzamento con gli abiti tradizionali africani all'Appano, piccolo centro del Cosentino. 34 anni entrambi, lei è medico, lui mediatore culturale, si sono conosciuti 4 anni fa a Crotone, tutti e due lavoravano per una ONG. Abdul si è laureato in Italia grazie ad una borsa di studio, frutto di un accordo tra il nostro paese e il Togo. Completati gli studi ha deciso di restare. Dopo la laurea appunto ho iniziato piano piano a lavorare e poi ho conosciuto Rita e là ho detto no, non me ne vado, rimango per lei. Un amore fuori dalle tradizioni delle rispettive famiglie. Quando ho parlato a mio padre non mi ha risposto, diciamo, mi ha solo detto va bene, però la voglio vedere. E quando sono arrivata comunque in aeroporto in Togo, a Lomé, nella capitale, c'è stata comunque una grande accoglienza, una grande festa. Ci stavano i griot, c'era la famiglia di Abdul, il padre, la madre, e quindi una grande festa, e anche comunque la permanenza è stata un'esperienza molto bella. Il dialogo, ci racconta Rita, è stato costante ed è riuscito ad abbattere ostacoli e pregiudizi. Si sposeranno il 27 aprile all'Appano e sarà il primo rito misto cristiano-musulmano del territorio. La vita un passo avanti alla realtà che viviamo. Rita e Abdul lavorano entrambi a Roma, non nascondono però le preoccupazioni per il futuro ed il clima profondamente cambiato. Sì, ci preoccupa per alcune, sia per quanto riguarda alcune esperienze personali e sia per quello che vediamo appunto sulla pelle dei miei pazienti, comunque delle persone con le quali lavoriamo. Lo vivo con un po' di preoccupazione, con un po' di paura. E se va avanti così il futuro comunque non sarà così bello. E adesso andiamo a Cinquefrondi, dove il Consiglio Comunale ha approvato un ordine del giorno contro il federalismo fiscale. Il Consiglio Comunale di Cinquefrondi è il primo d'Italia ad approvare un ordine del giorno contro il federalismo fiscale, nella convinzione che sta provocando gravi danni al Sud e disparità tra i cittadini del Nord e del Mezzogiorno. Il sindaco Conia ha presentato in Consiglio Comunale un dettagliato ordine del giorno nel quale si rilevano le anomalie rispetto al dettato costituzionale sia nel calcolo dei fabbisogni standard che in merito al meccanismo perequativo di assegnazione dei fondi, mettendo in risalto uno squilibrio di 400.000 euro per il solo 2018 nei trasferimenti del Fondo di solidarietà comunale relativo al comune di Cinquefrondi. L'ordine del giorno impegna il sindaco e la giunta ad intraprendere le azioni politiche e legali necessarie per il recupero dei fondi relativi al 2018, con riserva di valutare il riconteggio per le annualità precedenti, e si sollecita nell'ordine del giorno l'ANCI a riprendere il percorso di attuazione del federalismo fiscale per un graduale passaggio dai trasferimenti storici all'integrale perequazione dei fabbisogni riconosciuti. E adesso la fortunata commedia del duo Mazzocchi-Sarcinelli al Teatro Sibaris di Castrovilla nell'ambito della rassegna Prima Fila.
Marco Marzocca e Stefano Sarcinelli, tra le coppie comiche e artistiche più collaudate del panorama nazionale, in prima fila al Teatro Sibaris di Castrovillari per la 17ª rassegna di teatro e musica, in una serata di puro divertimento. Io sono un fan di Marco Marzocca e sono certo che lui è altrettanto fan mio, quindi ci si diverte stimolandosi. Il notaio e Ariel, il filippino, sono stati due personaggi amatissimi dal pubblico televisivo che Marzocca ha portato sul palco del Sibaris, coinvolgendo il pubblico in un crescendo di battute e gag che hanno suscitato l'ilarità del pubblico. Avanti a te, a teatro, cosa vedi? Cosa vedi? Cosa vedi? No. Io e Stefano sono anni che proviamo a mettere in scena anche commedie, cose no, ma oggi è molto difficile trovare le risorse, avere il coraggio, quindi i personaggi come hanno il coraggio di mettere, di portare in scena le cose dal vivo. È stato soprattutto lo svampatissimo Ariel a coinvolgere gli spettatori in un'improbabile e divertentissima versione di Romeo e Giulietta, nella quale Marzocco e Sarcinelli hanno dato il meglio di se stessi. Sono due attori diversi fra loro, insomma Marco ha avuto esperienze sia teatrali che anche televisive, però insomma ci ha colpito molto la sua estrosità e il suo modo di recitare. Invece Stefano, grande autore, poliedrico nelle sue esibizioni, insomma grande spalla per tantissimi artisti, quindi un bel duo. E adesso il calcio con la Serie B, il Crotone, un nuovo esordio per i rossoblù domani ad Ascoli, via Oddo è tornato Giovanni Stroppa, animato di uno spirito di rilancio e riscatto. Per il Cosenza invece un capodanno alla finestra, turno di riposo che coincide con l'ultima giornata del girone d'andata e poi si penserà naturalmente al girone di ritorno a fare ancora meglio per garantirsi la salvezza. Leonardo Pieraccioni ne fece un film con il titolo Un fantastico via vai, ma a Crotone dopo l'addio di Oddo la società ha deciso il ritorno in panchina di mister Stroppa, chiamato ad affrontare l'ultima sfida del 2018 contro l'Ascoli prima della lunga sosta di gennaio. Il tecnico, che dopo il pareggio casalingo con la Salernitana venne sollevato dall'incarico, ritrova un gruppo demotivato e abulico. Serve una scossa, anche perché le intenzioni del presidente Vrenna non sono affatto favorevoli. In questo momento il presidente bisogna tenerlo a freno perché vorrebbe cambiare tutti. Io dico che bisogna andare cauti, cercare di individuare le cose giuste da fare e così su due piedi diventa difficile dare una risposta in questo senso. Adesso c'è una partita da fare, ci sono dei punti in palio, cerchiamo di portare a casa qualcosa domani. Dal suo esonero il Crotone, in 8 gare disputate, ha avuto una parabola discendente, conquistando solo 2 punti che sono valsi il terzultimo posto in graduatoria, che al momento significa solo retrocessione. Serve una prova d'orgoglio, ha detto Stroppa, per la maglia e per questa gente che sognava una pronta risalita in A ed ora si ritrova in un vero e proprio incubo. Orgoglio nel portare la maglia, orgoglio nel rappresentare un popolo, perché dobbiamo essere professionisti, quindi dobbiamo lavorare in questo senso. Vado a memoria, se portavamo a casa un risultato importante, eravamo dentro i playoff, raggiungendo proprio la Salernitana, eravamo a 3 punti mi pare dal Verona secondo in classifica, quindi secondo me da quello che era il mio percorso, era la mia costruzione qua, in piena linea nelle difficoltà, perché era inutile negarlo che c'erano delle difficoltà. Riposo meritato invece per i lupi, che dopo il pareggio al Marulla con la Salernitana si godono il San Silvestro e l'Epifania e torneranno ad allenarsi dal 7 di gennaio. I tifosi chiedono a gran voce rinforzi nel mercato per centrare una salvezza, obiettivo alla portata dei rossoblù, così come più volte ribadito da Braia negli incontri con la stampa. Ieri sera una riunione tecnica fra il patron Guarascio, Braia e Trinchera per pianificare le prossime mosse della società da attuare in sede di calciomercato. Secondo quanto trapela, i rossoblù sono alla ricerca di 2 centrocampisti e un esterno d'attacco.
Ci si torna in campo per la prima di ritorno e Rende, dopo il turno di riposo forzato, ospiterà Lorenzo la Paganese, battuta all'andata per 4-1. La Regina va a caccia del poker di vittoria al Granillo con il Trapani. La Vibonese ospiterà il Bisceglie, mentre il Catanzaro è atteso dalla difficile trasferta di Potenza. L'obiettivo è riscattare la sconfitta rimediata pochi giorni fa in Sicilia. La squadra ha dimostrato di giocarsela anche fuori casa alla pari. Quindi dobbiamo solamente continuare a fare quello che stiamo facendo, allenarci e riprendere la nostra strada che abbiamo lasciato per questa sconfitta. Adesso il meteo con le previsioni per le prossime ore con gli esperti meteo in Calabria. Tiene ancora bene, attraverso le sue propaggini orientali, un campo anticiclonico centrato tra Spagna, Francia e Gran Bretagna. Dalla seconda parte della giornata di domenica, un impulso di aria fredda di origine scandinava punterà verso il Mediterraneo centrale, inducendo un nuovo sensibile calo termico anche sulla Calabria tra la vigilia e il giorno di Capodanno. Avremo modo comunque di riparlarne più in dettaglio nella puntata di domani. Diamo uno sguardo al tempo previsto sulla Calabria per le prossime ore. Domani poco nuvoloso al mattino. Nel corso della seconda parte della giornata rapido aumento della nuvolosità a partire dal Cosentino e dal Cortonese. Tra il pomeriggio e la serata potrebbero verificarsi le precipitazioni sullo Ionio Cosentino e qualche sporadica nevicata sul Pollino sopra i 1400 metri. Temperature in lieve diminuzione. Passiamo allo stato di mari e venti. Domani venti deboli occidentali ovunque, con mare poco mosso. Dalla serata aumento del moto ondoso, a partire dai bacini più settentrionali, con venti che ruoteranno da nord in rinforzo. Prima di salutarci vi ricordo il nostro sito web www.meteoincalabria.it e la nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. TG che finisce qui, ci vediamo nelle prossime edizioni, grazie per la vostra attenzione, arrivederci, buona serata e buon weekend. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.